Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano. E dal Bode. Oh ragazzi, dopo 150 anni è tornato Paolo. Grande Bode. 152 per te. Buono fiori. Ora siamo qua ragazzi su Rocket League, pronti a dominare i veneziani pazzi. Come potete vedere anche dall'anteprima ragazzi, Van Nistelrooy e Ibrahimovic pronti a fare i bomberoni clamorosi. Vecchio, cosa vuoi dire vecchio? Perché sei stato assente così tanto? Raccontaci Bode, raccontaci. Perché sono un piccolo bambino indifeso. Ok ragazzi. E questo è il problema principale. Buonissimo Fiori, adesso... È difficile che giochiamo. Ah giusto, aspetta, no, c'è da dire che purtroppo abbiamo perso una partita registrata bellissima. Vabbè, perché in realtà io quando gioco solo col Bode tutte le sfighe mi capitano. Fate una domanda. Capo domandi perché mi sono assentato. Che pippone che Paolo. Vabbè ragazzi, adesso partiamo, ci facciamo 2 partite e niente, l'obiettivo è fare io 10 gol, il Bode 10 autogol. Che bello. Peccato che non li segna. Buono ragazzi, troviamo sta partita, siamo in 3 ragazzi perché si è unito anche a Luwin dalla cittadella che è Trevisano, Fiori, e mi sta dicendo che anche là è brutto tempo, quindi... Grande. Sì, è brutto tempo. Disastro, ragazzi. Che qua, che capo, ma no, che capo. No, anche qua piove. Dai ragazzi, ho la corona comunque adesso. Sto credendo. Per la cronaca abbiamo annullato un altro video dove ho fatto io 3 gol MVP e il Bode 2 gol e quello decisivo. Guarda come cosa fa qua? È un assist. Non ci credo. È un assist al Cume. Dai, guarda che Luwin Cazzo l'ho ciccata. è un buon giocatore lui, è una bella bestia Luwin. No Bode, bravo Bode. No, stavo portando via dall'altra parte per quello. Ok, porco, ok. Dai, cazzo. Ibra Van Nistelrooy, lui chi può essere? Lui è... Chi è? E lui è Totto, è Totto. No, scusa. Totto. Dai, Bode. Dai, cazzo, ti prego, voglio fare il gol online. No, ma dai. Niente ciò. Quando registriamo è così. Sì, se l'ha fatta apposta dopo. Guarda. E l'ho parata! Madonna che paratone che hai fatto Kumu. No, in realtà mi dà solo palla lontanata, però va bene. Che paratone che hai fatto Kumu. Va bene. Sì, mi hai fatto un paratone allucinante perché l'hai guardato sul palo. Sì, sono un figo delle giostre, dai. E il Kumu è palo! Dai. Ma no, ma dai! Madonna. Ma dai! No, Fiori, sono rotti i coglioni però. No, c'è Luwin. Ecco. Grande Luwin. Cosa grande! Cosa grande! Abbiamo preso il gol, vecchio. Lo so, ma... Ragazzi, c'è gente che delira fuori perché è Ferragosto. Ah, bene. Fuori c'è gente che delira perché c'è Ferragosto. Vai, pupetta, c'è anche la pupetta in questo video, ragazzi. La super pupetta, andata a Tarvisio, vai! Super pupetta, eccola qua. Mangiami il pacco e poi torna di là. Perché il suo nome non lo scorda. Ecco. Bode, però siamo online, perché quando stiamo registrando, perché quando registriamo facciamo cagare? Ma dai, 2-0. Sì, va. Sì, vabbè. Vabbè, signori, mi dispiace, ma accettiamo la triste realtà. Quando registriamo facciamo cagare. Un canno. Sì, infatti. Una mamma monca. Io ho messo anche... Dai, coglione, al posto di fare sesso, gioca. Dai. Ragazzi, Assura e Surura. Assurura il pacco. Ma va. Caldo, sì, anche io che ho chiuso tutto. Ho chiuso tutto, sì. Va dal Cume, grande azione qua solitaria del Cume. Dai Cume però. Ma poi si domanderanno perché ho detto Assura e Surura però. Bisogna tradurre. No! Occhio. Guarda! Oh, ma non ne segniamo una! Cioè... Ma non ne segniamo... Che vacca adesso mare. No, vabbè, cioè... È grottesco il tutto, ragazzi, è grottesco. Dai, vaffanculo. Ma guarda che pezzi di merda. Bravo, Ludwig Beethoven. No! Dai, qualcuno. No! Grande Bode. Grande Ibra. Grande Ibra. Mi sono lanciato contro tutti, non so che ho preso. E Pumpi. Pumpi si incazza, ragazzi. Pumpi si incazza. È incazzato Pumpi. Sì. Adesso scrivo in difesa così, tanto per scrivere qualcosa. Dai, Bode, muovite, che devo vincere. Io sono qua, non ti preoccupare, io sono nelle retrovie. Sì, tu sei nelle retrovaginali, sei. Dio mio. Ecco, perfetto. E io... Siamo 2-1. Dai col turbo! E signori, Van Nistelrooy!
E signori, the crazy come in the world. Le crisi come con la coloncina anche. Certo. La principessa. Sì, la principessa. No, principe. no, veramente. Il fresco, sta arrivando il fresco! Sì. Speriamo che arriva anche la tromba d'aria. Si stia cagando la pupetta. Esatto. Tromba d'aria in diretta. Ma che cosa c'entra? Ora non so. Occhio, occhio. Dai, Bode, non fare il lama, non fare il lama. L'uovo, senza il pelo. Non fare l'uovo senza il pelo. No, Bode, non fare gli errori grotteschi tuoi, dai. No, Bode, no parti. Ragazzi, I peli hanno le uova, soprattutto, ragazzi. Ok, ricordo per chi Togliere le uova. è, per chi è collegato solo adesso, la carta di credito del Bode. Le uova hanno i peli. La carta di credito del Bode, ragazzi. Monelli. Dov'è Ludwin? Grande Ludwin, ti amo Ludwin. Però ogni volta tu dai la carta di credito, ma nessuno... Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol! Che gol di Ludwin Van Beethoven. Bravo Beethoven. Ragazzi, ci siamo, c'è vento e sta piovendo. Oh, che bello. E io voglio un blowjob. Siamo riusciti a fare il video, sto zitto però, così blowjob. Voglio un blowjob. La moglie di Simpson, dici tu. Dai. E il cielo si illuminò a giorno, ragazzi. Guardalo. The Crazy. Bode, su. The Crazy Kume e The Crazy Bod. Ecco, so c'è l'autogol perfetto. The Crazy Venexian. Ma cosa dice quest'uomo curioso? Non lo so. Aspetta. Lascia che parli quest'uomo curioso. No! Guardalo. Ma no, ho sbagliato. Madonna, stavo per fare l'autogol. Dai, Bode, refati. Madonna, guarda che... Ma perché siete così brutti e umili? Abbiamo fatto una rimonta degna del miglior Bacotti. Fare il Cube! Vai. No, bravo Ludwin. No, Ludwin, no! Vai Ludwin. No, Ludwin. Lui è Ludwin, Van Beethoven. Ludwin. Sì, no, è Ludwin, ma per me... Lui della cittadella. Bode. No! Ah no, era Ludwin. Non è lui. Perché sempre io sono... Summertime, mangiami il culo dopo pranzo. Scusate ragazzi, è un momento di crisi. Mangiami il pacco. Dai Bode, ascolta, ritorna bambina, Bode. Ritorna Paolo. Madonna, ritorna Paolo. Vai, l'ha messo in centro, dai ti prego, vai Zlatan. Vai Zlatanone. Ludwig cosa ha fatto? Assist del Kuma imperioso. Assist del Kuma imperioso. Guarda che assist, stronzo. Guardalo. Beh, lui ha fatto un gol, ragazzi. Ragazzi, che cose così, che cose. Siamo fatti così e nel nostro cuore solido motore. Dai. Dai, vecchio. Rimosto. Dai. Vecchio, ragazzi, andiamo a Torre di Mosto io e te. Sì? Va bene. Andiamo domattina alle 4:30. Dai, che deficienti che sia. Ah. Che brutte persone. Via, spago tutto, spago. Chiudi la porta, Bode, chiudi la porta. Non così, Io ho grazie. spagato tutto, spagato. Io ho spagato tutto. Che sboro, che squadra che siamo. Siamo una squadra fortissimi. E siamo ragazzi un po' sex. Vabbè, noi siamo i dominatori sexy, ricordiamo. Guarda che lampo, porca puttana. Guarda il Bode! E c'è il gol del Bode! Signori, che gol di Paolo. Che forse va a chiudere la partita, ragazzi. Ecco, perdiamo 6 a 5, capito? Ma sta venendo su l'apocalisse. Sta perdendo sì. un temporale. Vecchio, ne registriamo solo una. Tentatore di pioggia. Ma bene. Registriamo solo una per sicurezza. Dato questa è anche una buona partita, però dopo caso ne facciamo un'altra. Devo capire com'è il tempo, perché se mi parte ancora non connessioni e modem, giuro che bestemmio. Ciao. E lui c'è. E siamo 6 a 3, ragazzi. E mi sa che è chiusa. Che partita. E lui mi sa che è anche migliore in campo. Purtroppo sì. Cioè, purtroppo, bene per lui, però volevo esserlo io, vaffanculo. Cioè. Dopo chiedo a lui se comunque sta collegato un po'. Sono i lampi il problema. Oh, grande vittoria. Cioè, sentite il commento. Allora, giochiamo partite standard perché le classificate sono più difficili, così tiriamo sul personaggio che poi si cancellerà, chiaramente. Ha molto senso ciò che hai detto e ciò che faranno. Dai, ragazzi. Che bello, che soddisfazione. Lo so, ragazzi, vi racconto una storia bella. C'è il Bode che ha il suo numero di carta di credito è 50 27 98 27 07 32. Basta.
Mi Però piace. ogni volta lo dici, ma nessuno mi mette mai i soldi. Perché non mi mettete soldi, ragazzi? YouTube non mi paga tanto a me. Mettetemi i soldi, cazzo. Beh, ragazzi, guarda che... Cioè, YouTube... Io non faccio lo YouTuber di professione. No, Per cortesia, quindi pagatemi, per cortesia. Dai, su. Però, ragazzi, lo sapete che anch'io sono un bambino... No, attenzione, traversa. No, buttala via come? Cosa sta succedendo? Cosa succede? Cosa avete fatto? No, avete fatto qualcosa di memorabile, ragazzi. Ricorderemo nella storia questa cosa qua. Ragazzi... Guardalo, guardalo! Vai Ludwig, vai Ludwig! No, Grandissimo. Ludwig fenomeno. Grandissimo. Ha Ludwig fatto una cosa spaziale, ha fatto, guarda. Potevo anche rubargliela, ma gliel'ho lasciata, mi sono dato Vabbè. dei coglioni subito proprio. Guarda cosa ha fatto Ludwig van Grande Beethoven. Ludwig. Nato a Grandissimo. Tarvisio. Grandissimo. Sì. Lo ricorderemo per questa cosa, gli faremo una statua e ciao. Ragazzi, da 1 a 10, ma il Bode quanto simpatico è. 0, meno Sì, 2. sì, proprio simpatico. Periodico alla quinta. È proprio simpatico. Guarda cosa fa il... Guarda cosa fa il... Un riccio in mezzo alle mutande. Mi piace l'idea, però. Cosa fa il come? Cosa sta facendo? Ma Ludwig! Certo che... Guarda cosa fa il Bode! Ho fatto una cosa che non si potrà ripetere perché mi sono viste le mutande. Ascolta, Bode, a posto di dire cazzate, fammi 10 gol. 10? Sicuro? Mi Sì. dici 10, eh? Siamo fatti così. Siamo proprio fatti così. Ma perché vado sempre per i muri? Mamma mia, sti muri. Questo è il nostro culo, questo è il nostro ano umano. Ma perché il Bode parla sempre di anni? Questo mi fa paura. Perché sto con te, vecchio. Ah, ok. Guardalo. Ma cosa ho fatto? Sì, Al qua ha centro qualcuno vada. Vi lobo tantissimo. Lobbami, Bode. Dai, Bode, passala di qua. Abbiamo fatto un frontale io e Ludwig in Van Beethoven che lui è sordo. Ma ti vai ma stiamo giocando con Ludwig che ha tipo 60 milioni di iscritti e il PewDiePie italiano. Infatti. No, comunque è un mio iscritto, il mio grande amico, grande Ludwig. Grandissimo Ludwig. Sparo di piede, ragazzi. Abbiamo fatto un bel po' di partite insieme a Rocket League, è veramente forte Rocket League, è un figo. Oh mio Dio, gli ho scritto. Ho scritto, oh mio Dio. Guarda cosa scrivo io invece. Ma perché? Cosa scrive? Che parata. Che parata, va bene. Va bene, Kuma. Ecco. Ti capiamo. Ecco, vedi, colpa tua. Ma vaffanculo. Colpa tua. Che autogol che ho fatto. Ecco, ho fatto anche l'euro autogol. Ho fatto anche un euro autogol, guarda. Non è un euro preso. Ragazzi, è bello sapere che la prima partita l'abbiamo giocata alle 11, la seconda alle 3. Sì, alle 3, esatto. Che le... Guarda, che... guarda, gol. Sì, aspetta, che... Madonna, cosa Aspetta, gol. Bode, le 3 non è quello di Los Angeles. Aspetta. Oddio, mi sto fisciando addosso. Dio mio, ragazzi. Dai, The Knife, tu sei The Knife, Bode. Ma no, sono andato... Ma sì, ma The Knife sta minchia, al vuoto è andato. Certo che ha segnato solo lui in sta Bambino partita, sordo. Sì, grande cazzo. Beh, però è anche giusto che parli di bambini sordi con Beethoven che era sordo. Mi piace questa cosa, bravo. Infatti l'ho detto prima, neanche non mi ascolti. Ah, è vero? Ah, no, sono sordo anch'io. Infatti, cioè, cambiati nome, ma... Sordo veneziano. La storia di un bambino nato che fa gol. Guarda che gol che faccio. No, scherzate. No, cosa ti ha parato? Lo so. Cosa ti ha parato? Guarda che culo di merda che hanno questi blu del cacchio. Sembrano veramente... Via... Ecco. Me l'ha mandato, tutto. Bravo, Ludwig comunque l'MVP, ragazzi, giocando benissimo, Mamma mia. Sì, decisamente sì. Comunque un temporale, ragazzi, un acquazzone tipico acquazzone veneziano. Non so perché il Bodesius quando gioca sembra un bambino con problemi. Solo quando gioco? Ecco. Sforbiciata, così, a caso. Che fai le sforbiciate peggio di Tory Black. Tory Black, là, sapevo io. Io se non mi paragono a Tory Black almeno una volta al giorno non è contento. Lo so, sei uguale, cazzo. È la stessa figa. Identico. Madonna. Sì, il Bode, il cubo la butta via. Ludwig, cazzo!
cazzo tu! Non toccarmi Ludwig. Sì, no, l'ho buttato via, che è diverso, non è che l'ho toccato. Ah, ok. 43 secondi, ragazzi, per entrare nel gota dei grandi. Ecco. Grande Bode. Sì. C'eri quasi. Ma perché non mi ha dato la parata? Perché perché le parate sono diverse. Non era un tiro diretto. Dentro la porta, forse. Non era un tiro diretto, porco. Infatti. Dai, che sborgo è successo? No! Non ci credo. Dove è andata? Aia. Mi stanno facendo la bua. Dai che vinciamo. Cotti. Ho capito, stronzone. E si va a vincere, ragazzi, si va a Dentro? vincere. Yes! No, perché me l'ha tolta? Grandi ragazzi. Buono, raga. Fiori, dopo 10 ore è andato questo video. L'abbiamo fatta. Abbiamo Ludwig che vince grandissimo. Sì. 110. Ho fatto un cazzo io oggi, proprio zero. Male, sì. Vabbè. E niente, ragazzi, un saluto dal comandante veneziano. Chiaramente il saluto finale sarà sempre di Paolo, lo sapete, del Bode. E mi raccomando, andate sul canale del The Dark Side of the Bode, che sarà l'unica cosa descritta sul mio canale, sotto in descrizione, perché adesso insomma partirà anche lui con un video su Rocket League per ricominciare. Farà un video su Rocket League. Prometto che torno. Prometto. Raga, un saluto dal comandante veneziano.